la tua radio. Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Penso di essere in linea. Sì, sei in linea. Quindi grazie Sveva. Grazie alla nostra regista Sveva dalla bellissima voce. Un abbraccio Matteo. Grande un abbraccio a Tina e a tutti i nostri radioascoltatori che sono leggermente diminuiti in quanto mi hanno detto che il canale 252 della televisione adesso non è più utilizzato dalla nostra radio, Radio Libertà. Quindi da 14 radioascoltatori probabilmente siamo a 10, non lo so, saremo qualcuno in meno. Noi però, imperterriti, andiamo avanti a dire quali sono, secondo noi, le condizioni da riacquisire per poter esercitare una democrazia. Una democrazia che sia quantomeno accostabile a quel significato fondamentale, fondante di democratos, cioè di potere naturale che spetta al popolo. Quindi popolo che deve esistere, quindi un popolo che deve essere tale, che non può essere una massa, e la massa non è popolo. Non può essere un insieme scollegato di gruppi, di soggetti, di persone, di mercanzia varia. No. Deve essere qualcosa, deve essere un popolo, cioè deve essere un insieme di persone che intendono condividere fra loro uno scopo generale, un'idea generale di vita comune, tale per cui convenga stare assieme piuttosto che starsene da soli, starsene separati. È ciò che ha mosso le città greche alla ricerca della loro libertà, perché alla fine esercitare il kratos, il potere che spetta al popolo, è un esercizio di libertà e bisogna saper fare anche quello. E è quello che ho respirato così in questi giorni, mentre ero in vacanza in Puglia, nella cosiddetta Grecia, cioè quell'insieme di città che sono pugliesi, a parte della regione Puglia, dove si sono conservati costumi, dialetti e abitudini dell'antica Grecia. Quello che mi ha fatto una certa impressione è proprio il fortissimo senso di appartenenza di queste che si avverte in queste città, senso di appartenenza in cui prevale la responsabilità. Cioè, si nota che c'è una partecipazione responsabile alla vita comune. Tu chiedi un'informazione, te la danno. Chiedi una spiegazione, te la danno. Ci sono associazioni, ci sono gruppi di persone che spontaneamente, volontariamente, si offrono di illustrare, spiegare, far valere quello che è, almeno per ciò che riguarda la parte turistica, quello che è il loro stile di vita, quelle che sono le loro città, le loro abitudini. Bene, abbiamo detto che il primo nemico della possibilità di dare potere al popolo, di una democrazia, è il burocratismo. Questa
sub-ideologia che serve a chi ha il potere e lo vuole mantenere senza andare tanto per il sottile. Cioè, nel momento in cui tu fai in modo che la gente debba occuparsi di cose sempre in numero maggiore, sempre in quantità maggiore, sempre più difficili e sempre più inutili, quella persona sempre meno potrà concentrarsi su ciò che è importante. Ciò che è importante fare, ciò che è importante dire, viene meno di fronte al dover svolgere 500.000 compiti dei quali non si capisce la finalità. Ma non è soltanto questo, c'è dell'altro, e cioè il burocratismo, nel momento in cui ti impone di compiere, di fare qualcosa che devia l'attenzione dalle cose essenziali cui la persona è dedita, ha anche un'altra funzione, cioè quella di riversare responsabilità non pagate in capo al cittadino, il quale a questo punto è obbligato a farsi carico di qualcosa che non conosce in nome di un presunto bene comune. Bene. Anche questo è un metodo mediante il quale il democratos, cioè il potere del popolo, non può esprimersi. Viene tagliato, viene assolutamente impedito. Ora, chiediamoci quanto di metodo democratico, di possibilità ha il cittadino oggi di difesa della propria vita, del proprio modo di essere nei confronti del potere comune. Che cosa succede? Succede che il cittadino, nel momento in cui viene operato dalle necessità di enti superiori, di enti che non corrispondono all'interesse del singolo, del soggetto, ma a un vaghissimo interesse generale. Bene, nel momento in cui il cittadino deve rispondere anche delle azioni compiute in favore rispetto a quell'ente comune, in quel momento non agisce più in difesa di un proprio modo di essere, ma agisce in difesa di un ente che non conosce. Ora, questo, che se ne dica, non è democrazia. E che se ne dica? Viene spacciata per democrazia rappresentativa, cioè c'è qualcuno più bravo di te, c'è qualcuno che ha le mani in pasta più di te, che sa più di te, che conosce più di te, il quale nel momento in cui momento in cui decide che tu devi fare qualcosa per lui, e lo decide lui, tu sei obbligato perché lui è un tuo legittimo rappresentante, perché nella peggiore delle ipotesi è un'istituzione legittima. Quindi c'è un noi presunto che prevale sull'io. Questo è la radice soprattutto del socialismo.
Noi non siamo d'accordo su questo profilo. Non c'è nessun noi che possa prevalere sull'io, così come non c'è nessun io che possa prevalere sul noi. Ma si tratta di un equilibrio di poteri, di rapporti, un equilibrio che fa in modo che il mio potere, mio, di me individuo, e il potere della collettività si incontrino, facendo di questo incontro un'istanza virtuosa e non un minus come oggi avviene. Cioè, oggi come oggi, oggettivamente, il singolo, l'individuo, anche sprezzantemente chiamato tale, il soggetto è costretto a fare un passo indietro, anche quando ha ragione, nei confronti di un noi che poi non è mica tanto un noi, ma è il potere o di un'istituzione o di un gruppo di soggetti. È chiaro che la mancanza di un equilibrio di questo tipo, crea squilibri, allora, perché è ovvio, mancanza di equilibrio vuol dire squilibrio, che abbiamo sperimentato per decine di anni. Tutto sommato è uno squilibrio che va verso la mafiosità, cioè si creano soggetti collettivi o singoli, si creano gruppi di potere i quali a questo punto non fanno altro che dominare in nome di una presunta effettiva rappresentanza cosiddetta politica, dominare anche sui diritti più sentiti del popolo. Esempi in questo senso, tantissimi. Tenete conto, lo dicevamo, ne accennavamo anche l'altra volta, tenete conto che sta diventando un lusso poter vivere in casa propria. Tra tasse, IMU, quella Tari, poco alla volta si finisce a pagare un esoso canone per avere il diritto di abitare nella casa che tu hai, nella casa dei tuoi padri, nella casa che hai ereditato, nella città in cui hai sempre vissuto. È così che si formano le banlieue, è così che si formano i luoghi disperati delle periferie più emarginate, è così che si crea la differenza, intollerabile differenza, come l'ha definita Leone XIV, fra strati della popolazione. È così che si creano i problemi che ci sono per esempio a Milano. Milano, dove c'è un gruppo centrale fedelmente unito e inginocchiato davanti al dominio del Partito Democratico, e a Milano del sindaco che lo rappresenta, il dottor Sala, e le periferie che sempre più sono disperate, sempre più sono ingestibili. E questo squilibrio originario, squilibrio di democratos, di effettivo esercizio del potere, che crea queste differenze, che crea questi squilibri, che crea addirittura queste oasi di delinquenza. Perché, vediamoci chiaro, in alcune periferie, in particolare a Londra, a Parigi, a Bruxelles, è praticamente impossibile metterci piede. È impossibile metterci piede, si dice, ma questa non è democrazia. Nel momento in cui tu crei discrepanze, discriminazioni così forti, così violente, diventa democrazia quella di escludere
dal territorio colui che viene percepito come oppressore. E qui entriamo anche nel grande problema della immigrazione. È evidente che se in una città che ha abitudini medie condivise, un tenore medio di vita condiviso, che ha un suo equilibrio sociale, inserisce all'improvviso gente che è di per sé, purtroppo, per sua sfortuna o per i casi della vita, differente rispetto a quella che esiste in quel luogo, è come immettere acqua gelata in un impianto di riscaldamento. È evidente che a quel punto l'impianto non funziona più, né più né meno. Ora, questa immissione improvvisa fatta passare tra l'altro come solidarietà e che invece nasconde spesso loschissimi affari, come è stato dimostrato dalle varie inchieste giudiziarie. Bene, questo sistema è e può definirsi un sistema democratico? Cioè, fino a che punto il fatto che ci siano delle situazioni che richiedono intervento può andare a forzare il potere del popolo? Questo è un problema, una domanda che tutti coloro che cui dovrebbe far capo il potere democratico dovrebbero porsi. Cioè, nel momento in cui io mi trovo squilibrato il mio impianto di riscaldamento, devo capire quantomeno se posso fare in modo che, vabbè, di abbassare la temperatura, sarà meno comodo, però insomma posso fare star meglio un po' tutti. Un conto è quello, un conto è praticamente renderlo inutilizzabile, per cui non funziona più o funziona male. Perché anche la democrazia ha una sua tecnica e questa sua tecnica non sembra sia affidata oggi nelle mani più opportune, perché ascoltando i discorsi dei vari politicanti non è che si abbia l'impressione di grandi esperti di quella che dovrebbe essere la materia fondamentale per loro, perché sono eletti nelle istituzioni per creare, formare, modificare, distinguere quelle leggi che discendono, che corrispondono a quelli che sono i costumi, le abitudini di un popolo. Quindi puoi anche costringerle, puoi anche restringerle, puoi anche in periodi particolari renderle meno agevoli, più sacrificate, però un conto è quello, un conto è togliere o rendere inefficace o togliere completamente abitudini, usi e costumi esercitati fino al giorno prima. Non è più democratos. Che se ne dica, che si parli di fratellanza, di solidarietà, tutto quello che si vuole. Sarà tutto vero, però non è democratos, non è esercizio del potere di un popolo. Se quel popolo ha quelle determinate abitudini, ha quelle speso anche quelle determinate risorse per avere determinati servizi, nel momento in cui glieli rendi inutilizzabili senza il suo preciso consenso, non eserciti, non è un esercizio di democrazia, sarà un esercizio di pietà, di misericordia, di altissima espressione religiosa o etica, ma non è democratos. Democratos ha le sue regole. E le regole, la prima regola è quella della conservazione in capo al popolo di
quei costumi, quelle abitudini, quei poteri che ha esercitato e continua a esercitare e che possono essere dismessi solo e soltanto se c'è un idoneo consenso a farlo. Se non c'è un idoneo consenso a farlo, è atto tirannico. Sarà grandioso, sarà rispettabilissimo, sarà di grandissimo livello etico, ma è atto tirannico, imposto in nome di un qualcosa che non si sa bene cosa sia. Ecco, quindi se oggi, concludendo, guardando a questo anno che abbiamo passato insieme, cominciando a trattare proprio degli elementi primigeni del Democratos, del potere che spetta al popolo e che abbiamo visto gli spetta, ma in realtà viene ben poco esercitato, anche per ignoranza. Bene, se vogliamo riproporre le basi dell'esercizio effettivo di un potere naturale, che riteniamo essere naturale, spettante al popolo, dobbiamo cominciare a vedere, a valutare se le organizzazioni, se le istituzioni che dovrebbero essere al servizio del popolo e che dovrebbero consentire al popolo stesso di esercitare quel potere sono oggi idonee o sono qualcos'altro. Ora, noi abbiamo degli esempi. Abbiamo notato come sempre di più vengono ad esempio favorite, specie nelle piccole località, nei piccoli paesi, le manifestazioni cosiddette di comunanza, di pensionati che ogni mese ai quali viene offerto un pranzo in piazza, roba di questo tipo. Ecco, teniamo conto che lì, in quelle piccole manifestazioni che vorrebbero essere di solidarietà, di fratellanza, si nasconde, proprio per la mancata possibilità di controllarne l'effettività, si nasconde uno dei tarli, laddove si ha l'impressione, in particolare nei piccoli comuni, che attraverso il voto di una popolazione invecchiata, che viene blandita mediante la cena mensile a 10 euro, roba del genere, ecco, si ha l'impressione che in quel modo venga alterata quella che può essere l'espressione della volontà popolare. E nel momento in cui viene alterata questa espressione, è evidente che è conseguente che il Democratos viene meno. Viene meno perché viene pagato, viene appagato, viene ceduto un po' come il piatto di lenticchie ricevuto da Giacobbe, da parte di Giacobbe, da Esaù, quale cedette la primogenitura per un piatto di lenticchie perché aveva fame, tornava dalla caccia, era tutto bello sudato e aveva fame. Ecco, sistemi come questi, metodi come questi, favori indiretti e situazioni che sono sempre frequenti, queste tratteremo sabato prossimo alla stessa ora, però sono il presupposto per un'alterazione del democratico, cioè del potere naturale che spetta al popolo. Vi saluto, un abbraccio a Matteo, un abbraccio a Tina, a tutti i residui radioascoltatori, grande abbraccio a Feva dalla bellissima voce, a risentirci sabato prossimo. Avete ascoltato Centro Ronchi,